Quali sono le principali sfide e criticità che l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori affronta nel suo mandato? Se ci riferiamo all'ambito della disabilità di cui abbiamo parlato oggi e che riguarda appunto in particolare i minori, diciamo che noi dall'osservatorio che abbiamo, dalle richieste di consulenze che ci pervengono dal territorio, abbiamo notato negli ultimi 2-3 anni, probabilmente in corrispondenza della crisi, un aumento delle segnalazioni che riguardano mancati o compressi diritti soggettivi del diritto all'istruzione. Penso in particolare alla riduzione del sostegno, degli insegnanti di sostegno, all'aumento del rapporto tra insegnanti di sostegno e il numero di bambini, che però probabilmente questo risponde anche all'aumento di segnalazioni annue che c'è in questo campo. Dall'ufficio scolastico regionale so che negli ultimi 2-3 anni hanno 1.000-1.400 nuove certificazioni. Ora questo non è del tutto giustificato perché la provenienza territoriale a volte si concentra in certe aree che non sono giustificate in proporzione alla popolazione minorile, no? Quindi questo richiederebbe probabilmente un approfondimento delle certificazioni, degli esiti di queste certificazioni e forse una maggiore integrazione tra mondo dei servizi, mondo della sanità sociosanitaria e una riflessione con la scuola. In quale modo il tema dei minori con disabilità in particolare viene integrato nelle politiche della Regione Veneto? Un tema così complesso non può non essere considerato da varie strutture regionali, quelle per i servizi sociali, quelle per la sanità e anche quelle che si occupano di istruzione e formazione. E c'è poi da dire che il tema generale della promozione e protezione dei diritti umani fondamentali viene seguito da più di 20 anni dalla Regione con tutta una serie di norme specifiche la cui gestione tecnica è di competenza della Direzione delle Relazioni Internazionali, l'indirizzo politico è dell'assessorato per i diritti umani, l'assessore Isi Coppola, e soprattutto negli ultimi 10 anni c'è stato un forte impulso proprio in direzione di un'azione sempre più capillare sul territorio con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato, l'università che ci ospita e tutte quelle strutture, queste in particolar modo e le scuole, per promuovere una cultura generale dei diritti che va a toccare poi anche le tematiche. Ecco, quando si parla di disabilità c'è tutta la questione specifica poi della disabilità e del sostegno ai bambini disabili o diversamente abili nel mondo scolastico e quindi tanta attività di formazione e di cultura proprio fatta con gli istituti scolastici all'interno, come dicevo prima, poi e insieme ad azioni che vengono poi più specificamente coordinate e realizzate dalle strutture del sociale, del sanitario e anche dell'istruzione. Quali sono gli aspetti più rilevanti che sono emersi nel rapporto sulla condizione dell'infanzia nel mondo 2013 dedicato ai bambini e alla disabilità? Allora, almeno 3 punti e ne aggiungiamo un quarto in prospettiva. Il primo è quello dello sguardo, che è uno sguardo che a partire dai diritti dei bambini e che tiene conto, a mio avviso, della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, Convenzione del 2007, è proprio un passaggio da una visione del passato che escludeva le persone e i bambini in situazione di disabilità all'inclusione. Inclusione nel senso di riconoscimento di ogni individuo a partire, direi, dalle persone più svantaggiate e quindi le persone in situazione di disabilità. Ogni persona va riconosciuta per la sua dignità. Nella prospettiva inclusiva io vedo 3 parole chiave che sono 3 direzioni di pensiero. Prima di tutto il riconoscimento della diversità come stato di natura. Un'altra parola chiave che
richiama il nostro pensiero sui diritti ed è la dignità, dal riconoscimento della diversità al riconoscimento, al diritto della dignità di ogni persona, che unisce queste due dimensioni, diversità e dignità, è il riconoscimento della differenza, che non è una sottrazione ma è un valore, non un valore aggiunto, un valore che ci appartiene in umanità.